influenzato e questa sera sono qui al Molo 5 per partecipare a The Queen of the Fashion Night. Buonasera a tutti, sono Giulia Magagnin e vengo da Cordenons in provincia di Pordenone. Questa sera mi trovo qui al Molo 5 a Mestre per partecipare a un bellissimo concorso di nome The Queen of the Fashion Night. Che dire, speriamo di vincere la corona oppure comunque una bellissima fascia. Un bacio! Ciao amici di Gilferro Team, questa sera siamo qua con Antea. Antea, come ti sembra questo concorso? È un concorso molto ben organizzato, mi trovo bene, hai la possibilità di conoscere un sacco di persone, stringere un sacco di buoni rapporti e quindi partecipate. E come ti sembrano le altre concorrenti? Molto simpatiche, amichevoli e solari. Asia Frenian questa sera cavalcherà questa splendida passerella per The Queen of the Fashion Night. Allora, cosa ti aspetti da questa serata? Io spero di vincere e sono qui soprattutto per divertirmi. Come ti sembrano le altre ragazze che partecipano al concorso? Beh, sono tanto belle, poi ci divertiamo tutte, dietro siamo molto socievoli, parliamo tra di noi, così siamo sempre insieme, tutte. Ciao amici di Girifaro Team, questa sera siamo al Molo 5 a Marghera e qui con noi c'è Massimiliano Carbonice e Federico Bolzon della FLM Agency e stasera siamo al concorso di The Queen of the Fashion Night dove 20 ragazzi si contenderanno la fascia di appunto The Queen of the Fashion Night per passare alla selezione finale che si terrà. La selezione finale si terrà, non ve lo diciamo, è una sorpresa perché vogliamo che ci seguite sulle nostre pagine e lo scoprirete da soli. Federico, spiegaci un po' com'è nata The Queen of the Fashion Night e la FLM Agency. Allora, tengo io. La FLM Agency è nata 2 anni fa, diciamo che è nata tramite la nostra amicizia, la nostra bella amicizia tra me, Massimiliano e Lorena. Abbiamo deciso di seguire questa strada, ci piace, abbiamo scelto diciamo un format tutto nostro, un nome tutto nostro, delle fasce lo stesso in tinta con i colori che piace a noi e deve essere anche diversi dagli altri. Questa è la selezione del... Allora, questa è la prima selezione di The Queen of the Fashion Night 2018-2019 e poi riproporremo per ogni mese una selezione del concorso fino a giugno, dove ci sarà la prima finale, perché noi collaboriamo con 2 concorsi, uno nazionale che è Miss Spettacolo e uno internazionale che è Miss Earth, e faremo le 2 finali. Le ragazze accumuleranno punti durante le selezioni e le 20 che avranno il punteggio più alto si giocheranno la finale per andare in finale nazionale di Miss Earth e in finale nazionale di Miss Spettacolo. In più ci sarà la finale The Queen of the Fashion Night Regione Veneto. Queste sono le novità per quanto riguarda quest'anno, non sono più selezioni indipendenti come gli anni scorsi, ma ci sarà sempre un seguito. Qui per voi Gioia Rossi, Federico Bolzone e Massimiliano per la FLM Agency augura un buon 2019 agli amici di Giriferro Team. Grazie, abbiamo una prova tecnica, però un bel applauso a Ilenia e alle ragazze. Allora, Sammy, benvenuta, bentrovata. Grazie.
corso delle varie manifestazioni che abbiamo fatto. Grazie, ti lascio. Qui vi parlo, per favore, posizionatevi pure qui davanti, tutte quante, sì, tutte qua. Verso la passerella, ragazzi, ok. Farei però ancora un grandissimo applauso a tutte le ragazze che hanno partecipato, alle famiglie anche se sono venute. Fasce, quindi appena saranno distribuiti gli omaggi che sono stati previsti per questa bellissima serata, ci siamo divertiti, ogni fascia sarà consegnata. Andiamo a vedere la fascia numero 7, settima classificata. Premia Asaro Piero Asaro, se può salire sul nostro palcoscenico rialzato. settima classificata Miss Fioreria Sogno Fiorito, la numero 1, H. Claudia. La sesta classificata di Miss Make-up di Brochet premia Sandy Carbonic e Gioia Ellen Rossi che stanno salendo proprio in questo momento. Vince il sesto classificato, quindi Miss Make-up di Brochet, la concorrente numero 17 Alessia Semenzato.
quindi Lorena, Massimiliano e Federica, il nostro grandissimo Federico, dove sta? Faccela poco, no, Federico. No, un bel applauso, veramente siamo molto da fare ogni volta per dare il meglio, insomma, che le serate vengano sempre meglio come questa. Però apposta per questo vi do il prossimo appuntamento il 2 di febbraio al ristorante L'Officina del Gusto di Mestre, quindi vi aspettiamo il 2 febbraio per un'altra grande tappa di The Queen of the Fashion Night. vedi, l'hai imparato anche tu, tutte le volte pian piano arrivano. Allora andiamo a conoscere la prima classificata. Io c'ho il cuore che batte, senti che casino che fa, senti? È il mio cuore questo, posso già agitare, non so voi. Prima Stefania Bentivaglia, Da Miss a Miss. classificata Miss The Queen of the Fashion Night. I fiori ad ognuna, sì, i fiori ad ognuna devono dare. Dateli magari verso il pubblico, così vi rivedono ancora. Fortissimo il cuore, è una cosa, e mi viene consigliata questa bellissima rosa. Di ragazzi un po' di più verso di qua, così in modo che sì, il pubblico riesce anche a vedervi, anche quelli in fondo, magari spostate un po' di là, ragazze, scusate, dalla parte di là, siamo tutti, il pubblico riesce ad avere un'immagine completa. Senti, io fra un po' farò un infarto, dai, senti il cuore come aumenta, senti il cuore come aumenta, credo che la pastiglia stasera.